Oggi si celebra in tutto il mondo la giornata della Terra. Con Giulia Pollonio siamo andati in Artico, dove il cambiamento climatico è tangibile. Il bianco abbagliante dell'Artico, ancora così a metà aprile, sconfinato e immenso. Eppure i ghiacci hanno perso metà della loro estensione in 40 anni. L'Artico è la regione del globo a soffrire di più il riscaldamento globale. Basta dire che a 2 chilometri da qui abbiamo una serie temporale di misura delle temperature dell'atmosfera che fa vedere, sui 25 anni di osservazione che abbiamo noi, che ogni 10 anni la temperatura media qui in Artico aumenta di 1 grado. Una velocità tripla rispetto al resto della Terra, un'accelerazione con conseguenze su tutto il pianeta. E la neve riflette quasi il 30% della radiazione e quindi questo influenza il clima. Quindi se i ghiacciai scompaiono c'è un effetto indiretto sul clima positivo, nel senso che il clima accelererà la sua corsa verso temperature più alte. Ad esempio, un paio di settimane fa qui c'erano 20 gradi più del solito. È un fenomeno eccezionale? Idealmente è un fenomeno eccezionale, quello che però è la realtà dei fatti è un'eccezionalità che diventa sempre più standard. Gli scienziati parlano di amplificazione artica, i ghiacci fondono, aumenta anche il livello del mare. Noi qui vediamo un qualcosa che tra un po' di tempo succederà anche alle nostre latitudini. Grande successo alla Royal Albert Hall di Londra per il concerto di Zucchero, prima tappa.